In questo video vi vorrei parlare della prevenzione delle aritmie cardiache, in particolare della fibrillazione atriale, cioè come fare in modo di ridurre al minimo il rischio che possano venire queste aritmie e qualora fossero già state registrate, fare in modo di ridurre al minimo il rischio che possano ripresentarsi. Ricordo che la correzione di questi fattori di rischio va bene sia per la prevenzione primaria che quella secondaria delle aritmie e va bene anche per la cardiopatia ischemica, cioè la prevenzione dell'infarto miocardico, l'infarto del cuore. Generalizzando possiamo dire che essendo degli stili di vita corretti da seguire, vanno bene per mantenere la nostra salute nel miglior stato possibile.